Presso la nuova Comauto e nella zona industriale dello Smannolo a Sesto Fiorentino si svela la nuova maglia della Team Southeast, nuova maglia che debutterà in corsa sabato prossimo alla prima tappa del Giro d'Italia. La formazione della Southeast è pronta per il Giro d'Italia, tante le aspettative per la squadra guidata dal team manager Angelo Citrac, grande attesa ovviamente per un grande vecchio del gruppo come Alessandro Petacchi, ma tanti giovani che possono far bene a partire da Belletti e poi passando per Finetto e chissà poi coloro che ben figureranno sulle strade del Giro d'Italia. Tante le aspettative, tante ovviamente anche le attese per questa squadra che sicuramente darà spettacolo sulle strade della Corsa Rosa. Sergio Gattei in rappresentanza di Miss Oltink, a fianco della Team Southeast, un gruppo di ragazzi che si appresta a portare il vostro nome sulla corsa più importante d'Italia. Sì, esatto. Diamo una mano alla squadra Southeast con i nostri prodotti, che sono prodotti scelti accuratamente da piccoli produttori dove riescono a dare tutti i prodotti genuini, sia a livello di marmellate, sia a livello di biscotti, sia a livello di croccantini, vini o quant'altro. Tutti prodotti genuini che proprio per dare risalto e per dare opportunità ai ragazzi di mangiare sano. Giandomenico Foletto dell'azienda Racer a fianco del Team Southeast, spieghiamo meglio di cosa si occupa la vostra azienda. Beh, sono integratori tecnici di ultima generazione, praticamente noi operiamo solo prevalentemente con orosolubili, non utilizziamo edulcoranti chimici, non abbiamo glutine, non abbiamo lattosio e i principi attivi vanno in circolo immediatamente. Cosa succede? Che quando un atleta ha bisogno prende il prodotto e funziona subito. Quest'anno per il Giro abbiamo pensato di fare un kit dedicato a tutti gli amatori che seguono questo grande team e potranno avere in un kit unico tutti i prodotti utilizzati dai ragazzi del Giro. Ecco, spieghiamo meglio che tipo di prodotti, perché una gara è lunga, ci sono diversi tipi di integratori da prendere, all'inizio si assume integratori a rilascio più lento, nel finale ci vogliono zuccheri rapidamente assimilabili. Ecco, noi abbiamo fatto una cosa di più, abbiamo fatto un gel mineralizzante con dentro il ferro da prendere prima di partire, poi gel a lento rilascio con alto tenore di caffeina, si parla di 150 mg, durante la prestazione per tenere elevato il metabolismo energetico e verso la fine per la volata o la fuga abbiamo fatto adenosine trifosfato puro da mettere sotto la lingua, che più di così non ce n'è, aumenta tantissimo la potenza in pochi secondi senza aumentare la frequenza cardiaca. Alessandro Petacchi, alla vigilia del Giro d'Italia, una corsa che ti ha dato tanto nella tua carriera, correrla con la maglia della Southeast è una grande soddisfazione perché questa è una famiglia e qui hai trovato la tua giusta dimensione per gli ultimi anni della carriera. Sì, è un altro giro, il 14°, tra le altre cose, penso di avere parecchia esperienza nel Giro d'Italia, poi anche se ogni giro poi alla fine ha la sua storia, ha le sue tappe diverse, vengono sempre magari interpretate in maniera diversa ogni anno. È chiaro che per me è un giro in più, con un anno in più sulle spalle, ho passato i 40 anni e bisogna gestirsi bene perché il recupero chiaramente rallenta, però spero di fare un buon giro. Non ho corso moltissimo, sono arrivato a questo giro penso in condizioni buone, sto abbastanza bene. In Turchia sono uscito dalla Turchia domenica con un buon risultato in ultima tappa che mi ha fatto capire la mia condizione perché l'arrivo non era facile. Quindi ho avuto la conferma che volevo e sono contento di come partirò sabato. Quale sarà la prima occasione per le ruote veloci al Giro d'Italia? La prima tappa dopo il prologo sicuramente credo che sia un arrivo in volata, poi qualche volata al Giro va guadagnata perché ci sono delle tappe con un finale magari un pochino più complicato, con qualche difficoltà e bisogna andare bene magari nelle salite brevi e arrivare coi primi, magari gruppi da 50-60 corridori dove sia io che Manuel possiamo far bene. Con te al Giro anche un gruppo di ragazzi giovani, per loro sarà importante avere dalla loro la tua esperienza e i tuoi consigli.
Sì, è una cosa che a me piace, dare consigli, soprattutto ai compagni di squadra. Ci sono 2 ragazzi che sono al primo Giro d'Italia, quindi è difficile capire così al primo impatto un Giro d'Italia, perché corse di una settimana magari l'hanno già fatte, ma 3 settimane sono veramente lunghe e un giorno di crisi al momento sbagliato può costare molto caro, quindi bisogna gestire bene le forze e arrivare a Milano. Mauro Finetto, pochi giorni al via del Giro d'Italia, quali sono le aspettative, quali sono le emozioni a pochi giorni dalla partenza? Beh, le emozioni sono sempre tante. Prima di un Giro d'Italia la corsa più importante per noi italiani, quella che guardi fin da ragazzino, quindi le emozioni sono sicuramente tante e mi aspetto che le cose vadano meglio come sono andate sino ad ora, perché l'inizio di stagione non è stato assolutamente come volevo. Ho avuto parecchie situazioni a mio sfavore, ma sono sicuro che le cose gireranno da qui a fine stagione, ecco. Un Giro d'Italia con tante occasioni per andare in fuga, un Giro d'Italia con tante occasioni per colpi di mano, tappe mosse, e quindi ti si addice sulla carta. Sì, secondo me è un bel Giro d'Italia, soprattutto come dici te, adatto alle mie caratteristiche. Ci sono parecchie tappe adatte alle mie caratteristiche. E soprattutto quella di Vicenza, che arriva vicino a casa mia, spero. Io sono di Verona, ma alleno spesso in quelle zone, le conosco bene, quindi è una tappa che mi piacerebbe far bene, ecco. Una parola sulla Southeast, su questo gruppo di lavoro con cui ormai sei da qualche anno. Dopo per te una pausa nel ciclismo su strada, sei tornato a pedalare sulla strada e qui hai trovato la tua dimensione. Sì, dopo un anno non bellissimo sono rientrato qui in questa squadra con Angelo Citracca e Luca Scinto e niente, diciamo che Angelo sa lavorare sempre molto bene, anche quest'anno è riuscito a trovare dei grossi sponsor e come questo secondo nome qui oggi sta a significare, insomma, che ci sono ancora aziende che vogliono investire in questo sport in Italia, anche in questo momento sicuramente non roseo, e quindi dai, noi cercheremo di ripagarli al meglio. Manuel Belletti, c'è tanto da imparare in questa squadra, specialmente in vista del Giro d'Italia, ma il tuo maestro è Alessandro Petacchi, quindi penso che suggerimenti in volata al Giro d'Italia ne avrai e ne avrai di buoni. Sì, Alessandro è una garanzia, diciamo che per tutti noi è un grande privilegio averlo in squadra, è un grande uomo di esperienza e come hai detto te anche nel Giro di Turchia appena concluso ci siamo aiutati a vicenda e penso che potremo fare belle cose. Per te è un inizio di stagione importante con la vittoria ad Onoratico, una vittoria in Olanda e poi il successo a una tappa della Coppa Bartali con un sapore speciale perché quella era quasi in casa. Sì, praticamente è partita alla grande la stagione, è un po' una stagione mia per il riscatto e ringrazio la squadra e Angelo per la fiducia che mi hanno dato. Qui sto veramente bene e penso che sto ripagando insomma, la loro fiducia. 3 vittorie finora, come hai detto te l'ultima Coppa Bartali praticamente a 1 chilometro da casa mia, quindi è iniziata davvero la grande, adesso vediamo di proseguirla nel migliore dei modi. C'è una tappa che hai visto sul Garibaldi del Giro d'Italia in cui ti piacerebbe far bene? Io sono sincero, ogni anno me lo chiedono ma io come ogni anno rispondo la stessa cosa, non guardo mai le tappe, le guardo al momento, diciamo il giorno prima quando ci viene consegnato il libro. So comunque che quest'anno ci sarà un arrivo in volata a Forlì, che anche quello è praticamente in casa, mi piacerebbe provare a far bene e il giorno dopo c'è un altro arrivo a Imola in una tappa un po' più impegnativa, forse da fuga, quindi diciamo che non ho ancora studiato ma sicuramente qualche tappa buona ci sarà, vediamo. Ecco, come diceva anche Petacchi, al Giro d'Italia tante volate vanno conquistate, non è facile, non è scontato l'arrivo in volata, tu specialmente con il successo ad Onoratico hai dimostrato che anche sugli strappi brevi non te la cavi male. Sì, noi dobbiamo puntare anche un po' su questo, nel senso che abbiamo la fortuna, comunque abbiamo visto anche in Turchia tutti e due, di reggere bene negli strappi, nelle salite più o meno brevi, quindi come ha detto lui vanno conquistate certe tappe, saranno impegnative e bisogna arrivarci, però cercheremo di fare il nostro meglio, sono sicuro che saremo là a lottare.
Angelo Citracca, a pochi giorni alla via del Giro d'Italia, una corsa che per voi è importante, una corsa a cui partecipate in virtù della vittoria nella Coppa Italia della scorsa stagione, una partecipazione quindi che vi spetta, una partecipazione che cercherete comunque di onorare al massimo. Sì, è una partecipazione che ci siamo conquistati sul campo nel 2014, è vero, sì, ci aspetta, però oltre che aspettarci penso che dobbiamo onorarla al meglio con i ragazzi, farci vedere e fare una bella figura per l'RCS che ci ha fatto questo invito. Quindi siamo concentrati, i ragazzi stanno bene, abbiamo portato la formazione migliore che abbiamo ritenuto di portare al Giro, quindi crediamo di far molto bene. Abbiamo 2 o 3 ragazzi molto veloci tipo Belletti, Petacchi e Favilli, e poi avremo qualche corridore per le tappe di giornate tipo Gavazzi e Finetto, quindi siamo molto fiduciosi di far bene. Quest'oggi qui per presentare la nuova maglia si invertono i colori, il grigio diventa bianco, il bianco diventa grigio e si aggiunge un nome che però al tuo fianco non è certo nuovo, quello della nuova Comauto. Sì, no, Comauto è un partner che da anni, che ce l'ho dai tempi dei dilettanti, quindi tutti voi ve lo ricordate. Solamente per questo Giro d'Italia ha voluto fare questo investimento per essere il secondo nome sulla maglia, non avevamo ancora il secondo nome, stiamo aspettando una grande sponsorizzazione dal Venezuela, però non si è ancora concretizzata, quindi nel frattempo la nuova Comauto ha voluto sfruttare questa grande occasione di poter essere il secondo nome in una maglia al Giro d'Italia, quindi una bella visibilità per la nuova Comauto. Ricordiamo che hanno tantissimi concessionari in Toscana, sono il secondo venditore in Europa come numero di macchine Renault, primo in Italia come vendita di macchine, quindi sono una grande potenza sul mercato del marchio Renault e noi siamo molto contenti che la famiglia Giusti continui a investire con noi, è segno che in questi 7 anni di sodalizio insieme abbiamo lavorato molto bene e ringrazio di cuore sia Fabrizio che Gabriele che hanno fatto questo grande investimento per il Giro d'Italia. Parlando del Giro d'Italia torniamo a parlare dei ragazzi, come dicevi tante le possibilità in un Giro d'Italia dove le volate, come ci ha detto anche Petacchi, vanno conquistate. Voi avete dei ragazzi come Petacchi e Belletti che le volate sanno conquistarsele, in cui non solo sono bravi a fare le volate quando arrivano 200 corridori ma anche quando c'è un po' di selezione. Sì, noi abbiamo 2 corridori come Petacchi e Belletti che sanno fare sia le volate con 200 corridori che sia si possono arrivare a 50 corridori. Quindi noi si spera nel loro spunto veloce, Petacchi ha tanta esperienza e Belletti è stato un grande protagonista all'inizio stagione, sta ritrovando una grande condizione, ma ha dimostrato in Turchia e sarà al top per il Giro d'Italia. Quindi sia negli arrivi a ranghi compatti sia in quelle volate dove erano 40-50 corridori credo che faranno bene. Poi sono 2 corridori che si difendono bene in salita di fondo, quindi nell'ultima settimana del Giro d'Italia io penso che tanti velocisti andranno a casa, quindi lo sprint di Milano sarà molto ristretto per quello che riguarda i velocisti e potremo avere tante possibilità di far bene all'ultima tappa, quindi sarebbe bellissimo poter vincere a Milano con un corridore dei 2. Parlando invece delle tappe mosse, quelle in cui verosimilmente si aspettano le fughe, mi salta alla testa un nome, quello di Mauro Finetto. Quando è venuto con voi lo scorso anno veniva da un anno difficile, adesso viene da un inizio di stagione non facilissimo, ha già dimostrato di sapersi rivendicare del passato. Sì, lui ha fatto un 2014 strepitoso, ha vinto 3 gare, è andato fortissimo da gennaio a ottobre. Quest'anno è partito non bene, ha avuto tanti problemi e proprio per quello noi crediamo in un grande Giro d'Italia. Ha lavorato molto bene, però la condizione non è arrivata, io credo che arriverà proprio al Giro d'Italia, al contrario dell'anno scorso che aveva fatto benissimo fine aprile, poi è andato in calanda a maggio. Quest'anno credo che farà al contrario, dove farà un grande mese di maggio e credo che ci sono 7-8 tappe dove lui può essere protagonista. Poi è un corridore che lui può far bene anche aspettando il finale sia anticipando nelle tappe di montagna, quindi corridore che secondo me potrebbe essere una grossa rivelazione per i cacciatori di tappe al Giro d'Italia. Incognita ma anche possibile sorpresa Monsalve. Monsalve è uno scalatore che noi aspettiamo, tutti in Toscana lo conoscono bene, voi in primis che era un grande corridore ai tempi del Mastro Marco in montagna, noi l'abbiamo preso perché era un nostro avversario ai tempi della Finauto Monsalve, con il Mastro Marco ce lo ricordiamo che era fortissimo e ci si spera tanto, quindi è un outsider che noi si spera che nelle tappe di montagna che possa far bene, ha le qualità per far bene e lo aspettiamo. Ti faccio una domanda ma forse ci hai già risposto, qual è la tappa su cui metti il bollino rosso? Io a Milano metto il bollino rosso perché ci sono tante situazioni che possiamo far bene, poi
c'è una tappa come quella di La Spezia che strizza l'occhio a Petacchi perché arriva a casa, una salita in finale, però da come l'hanno detto è una tappa difficile, però credo che a Milano possiamo far bene bene bene.